Cari telespettatori, eccoci insieme. Questa è una serie di appuntamenti di approfondimento realizzati in collaborazione con Confcommercio Veneto per parlare di questo settore importantissimo e strategico. Noi comunque l'abbiamo fatto più volte in trasmissione perché è inutile dirlo, viviamo tutti di commercio, è un'attività produttiva fondamentale, si risente in modo chiaro quando il commercio non va bene, insomma è un po' la leva che fa capire le cose, la situazione anche economica e sociale come sta andando. Qual è lo stato dell'arte della situazione? Ha la febbre o non ha la febbre? Va bene o non va bene? Cercheremo di capirlo con i nostri ospiti nel corso di diversi appuntamenti in cui siete invitati anche a interagire con noi, a scriverci, a interpellarci, sia che siate di categoria sia che non lo siate, dando le vostre osservazioni, i vostri pareri. Il primo tema che affrontiamo, alla luce anche di un convegno recentissimo che c'è stato, è molto interessante, veramente, perché parla del settore della moda e lo analizza in modo propositivo, anche provocatorio, con degli esperti del settore per trovare delle strategie per rilanciarlo, soprattutto nei centri storici, per far sì che i centri non muoiano, per far sì che il commercio resti vitale e naturalmente possa anche produrre dei risultati utili a fronte di una tassazione che comunque, vabbè, lasciamo perdere, è sempre molto alta. Allora, può innovarsi il commercio nei piccoli centri, nei negozi, ma come può farlo? Quanto la digitalizzazione, il 4.0 può entrare in queste realtà? Le risposte ce le daranno i nostri interlocutori e allora ve li presento subito. Giannino Gabriel, ben ritornato qui con noi. Grazie. Presidente Federazione Moda Confcommercio Veneto. Ben arrivato anche il professor Giovanni Vannini. Grazie. Che è docente dello IUSVE di Venezia, in modo particolare docente di social media marketing nel corso di laurea in web marketing e digital communication. E ben arrivato anche a Riccardo Capitanio, presidente Federmoda Padova, vicepresidente regionale. Grazie anche a lei. Grazie. Allora, stravolgendo un po' tutto, io comincio da lei, professore. Perché se io dico rivoluzione digital nel mondo della moda, cos'è? Lei che è esperto del mondo digitale, e dopo vediamo i nostri interlocutori cosa dicono, qual è lo stato della situazione. Molto volentieri. Partiamo da quello che è l'evoluzione del consumatore, nel senso che ci sono degli importanti comportamenti nuovi, degli importanti cambiamenti. Si parlava proprio di cambiamenti, non un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca in termini di comportamenti di consumo da parte degli utenti, dei consumatori, dei clienti. In particolare dal momento in cui hanno incominciato ad avere uno smartphone tra le mani, quindi ormai da una dozzina d'anni a questa parte, con una evoluzione per cui il telecomando è diventato un'interfaccia, lo smartphone è diventato una sorta di interfaccia di telecomando per il mondo. Lì passa il consumo di informazioni, il consumo di intrattenimento che prende la via del gioco piuttosto che dell'intrattenimento, nel senso di vedere serie TV piuttosto che altro, che sono molto cresciute, si sono spostate, e passa anche lo shopping che sta crescendo con numeri a 2 cifre di anno in anno, per quanto ancora in Italia l'aspetto dell'online, del commerce, dell'e-commerce rimanga ancora indietro rispetto a quello che può essere il comparativo rispetto ad altri paesi europei piuttosto che agli Stati Uniti. Ma è cresciuto comunque. Però sta crescendo piuttosto rapidamente ed è un fenomeno interessante. Quindi c'è questa dimensione della digitalizzazione. Che cosa significa? Che ci sono le persone che stanno incominciando a mediare, cioè a utilizzare per l'appunto questi social media per mediare le relazioni, e quindi rimediarle attraverso questo dispositivo, e passano da lì per compiere determinate decisioni nelle proprie scelte di vita, di consumo, anche di relazione. Questo è un po' quello che stiamo vivendo. Voi avete interpellato, avete fatto anche dei test praticamente di gradimento del mezzo, dello strumento, del perché certe scelte, quindi oltre che studi teorici anche applicati. Ci sono diversi studi che riguardano il modo in cui le persone stanno cambiando il proprio atteggiamento nei confronti delle decisioni che prendono. Naturalmente partiamo da un dato fondamentale, che ci sono delle società che oggi sono quelle che vengono definite le big tech, quindi Google, Facebook, Amazon, Apple e così via, che hanno una grande capacità di leggere non soltanto i comportamenti ma anche le intenzioni, e cercano il più possibile di ragionare in termini anticipatori.
e hanno una grande potenza in questo senso, un grande potere anche, se vogliamo. Di condizionamento anche. Di condizionamento, di orientamento, per cui effettivamente sul campo ci sono diversi studi che dimostrano come queste grandi realtà sono in grado di cercare di tenere il più possibile una persona attaccata alla propria brand, alla propria realtà, far passare tutto attraverso quello. Ognuno con le proprie strategie sta cercando di lavorare sull'attenzione, che è il vero elemento scarso di questa economia. Allora, lì entriamo su un discorso per l'appunto di possibilità, perché tanto più questi signori riescono a tenere una persona lì, quanto meno la persona esce, e quindi questo ha a che fare naturalmente con lo sviluppo di relazioni che sono cambiate rispetto al pre-digitale, sono cambiate sui migranti digitali, sono cambiate sui nativi digitali e così via, e sono cambiate anche in termini naturalmente di scelte di consumo, quindi di frequentare o meno, venendo al tema un negozio. Certi luoghi anziché in altri. Fatta questa premessa, Presidente, c'è una noce bella bollente che vi bolle in mano, perché come si fa a distrarre l'attenzione che viene catturata da studi approfonditi di questi colossi del web che praticamente impiegano tutte le loro risorse nel cercare di tenere la persona concentrata di questo, e i piccolini come fanno? Cosa avete pensato? Ma abbiamo pensato che i piccoli si devono adeguare per crescere, altrimenti chiudono. Le nostre aziende soprattutto... Categorico questo, altrimenti sì, perché se noi andiamo a vedere il risultato economico, diciamo, dei negozi che abbiamo nei nostri centri storici, purtroppo abbiamo delle vetrine chiuse. Quindi bisogna pensare a un'evoluzione e un allineamento con il mercato, soprattutto quello digitale, al quale il negozio si deve adeguare. Per cui non vuol dire necessariamente che il negozio debba cominciare un percorso di e-commerce, ma deve utilizzare gli strumenti digitali per farsi conoscere, per portare per esempio il prodotto che vende, la propria vetrina fisica, tradotta in vetrina digitale e arrivare allo smart del cliente. Questa può essere una delle soluzioni e un primo percorso da fare. Quindi avvicinarsi a questo mondo e cominciare a sfruttarne, diciamo, le peculiarità più importanti, soprattutto quelle che sono da subito fattibili e applicabili nella propria azienda. Ovviamente l'azienda deve crescere in senso più complessivo, nel senso che anche all'interno della propria azienda bisogna cominciare a digitalizzarci. Per esempio una lettura attraverso delle telecamere dell'iride degli occhi dei clienti che guardano una vetrina, capire se poi questo cliente entra in negozio, capire se una volta entrato in negozio compra e cosa compra, quindi anche attraverso una cassa intelligente controllare gli acquisti del cliente, attraverso sistemi digitali ancora controllare attraverso dei monitor cosa tocca il cliente, cosa è interessato il cliente. Tutte queste tecnologie non sono oggi costosissime, quindi anche applicabili a un negozio normale. Queste sono delle strategie da adottare, sono accessibili alla comprensione, anche perché non è un passaggio semplice. Diciamo che i negozi così come li vediamo adesso sono dal Medioevo in avanti, tali e quali, poca innovazione. Sì, ma noi vediamo sempre innovazione come qualcosa di digitale, ma tante volte l'innovazione del punto vendita, anche a costo zero, è l'aumento dei servizi post vendita e pre-vendita. Quindi ti porto la merce a casa quando è pronta dopo una sartoria, ti prendo le misure, posso farti un capo per te, posso dedicarti un commesso, quindi una rivoluzione completamente diversa. Quando noi troviamo ancora dei negozi con scritto vietato entrare con il carrello, vietato entrare con i cani, vietato entrare con i bambini, quando online vanno a prendersi i clienti, e questo è il pre-vendita, e quando il post-vendita sulla cassa troviamo la merce in saldo, non si cambia la merce se non è con lo scontrino contro scontrino e quant'altro. La prende sul web, se la cambia tranquillamente. Sì, dopo dobbiamo cambiare anche la mentalità del commerciante classico. Infatti questi Federmoda, con tutta la parte della formazione, degli eventi, cerchiamo di dare degli stimoli per far capire che il cliente è cambiato, il cliente ha bisogno di servizio. Se noi diamo il servizio, diamo la nostra disponibilità, è un costo, però è
un'unica via di successo. Ecco, voi avete fatto un passaggio strategico, la collaborazione con l'università, con lo IUSVE in modo particolare, cioè con chi si occupa e studia questo, le aziende che utilizzano l'intelligenza, gli studi, gli approfondimenti per poter ottenere dei risultati. Non è un passaggio semplice, non è da poco. Che cos'è che vi è venuto in mente? Poi vediamo come si è concretizzata anche questa partnership. Allora, questo è un primo esperimento che facciamo con l'università e diciamo che nasce anche in coda, se vogliamo, a un intervento che abbiamo chiesto anche alla Regione di intervenire sulle scuole, per esempio per coniugare meglio scuola-lavoro, quindi preparare gli studenti all'approccio con il mondo del lavoro diretto, in maniera tale che lo studente che entra nell'industria, quindi parlando anche di un ragionamento filiera, e quello che entra in un negozio sia già preparato, quindi vanno affinate quelle tecniche di vendita che finora già facciamo con le nostre formazioni, anche come Confcommercio. L'idea di rivolgerci all'università è stata quella proprio di approfondire le tecniche di marketing, le tecniche di vendita scientifica, se vogliamo, più sofisticate per portare quel messaggio che serve al cliente e servire il cliente in un altro modo. Giustamente servire il cliente per quanto meglio si può con il sistema tradizionale che non dobbiamo mai lasciare, ma soprattutto direi anche adeguarsi con nuove tecnologie e cominciare a introdurre il sistema informatico. Diciamo che l'università sicuramente per il risultato che c'è stato oggi con questo primo evento collegato all'università fatto proprio allo IUSVE ha colto sicuramente moltissimo interesse fra i nostri associati, fra le imprese che hanno partecipato, che sono state anche parecchie, credo oltre 200 presenze. Quindi ha colto molto interesse, penso che ci sarà sicuramente un seguito. Che questo è importante. No, dopo torniamo a parlare anche di questo. Passo subito a lei, professore. Di che cosa hanno bisogno i clienti? Che cosa si aspettano i clienti per essere consumatori? I clienti si aspettano la massima semplicità. Tutto facile, tutto facile, tutto immediato, tutto a portata di dito, di telefonata, di qualcosa che sia assolutamente semplice. Ma quindi andare in un negozio fisicamente è una fatica? È una fatica, però c'è una dimensione, si diceva di pensare globale e agire locale, che è molto importante. C'è una dimensione che sta tornando sia nella generazione dei millennials, quindi quelli nati dal 1985 in poi, sia in quella dei giovanissimi, la high generation, la generazione delle reti o dei nativi digitali come vogliamo chiamarla, che stanno in qualche modo riscoprendo all'interno di un sistema di relazioni dove chiaramente c'è questa dimensione del tap sul cellulare e ho qualcosa, stanno tuttavia riscoprendo il piacere dell'esplorazione, dell'indossare, di un'esperienza più completa, di sensoriale a questo punto. Sensoriale sicuramente, questo è uno dei temi non digitali, perché il digitale ha delle dimensioni che non entrano in alcune delle esperienze sensoriali che possiamo far fare al cliente nel momento in cui entra in uno spazio fisico, ma anche relazionale. C'è una forma di riscoperta tutta da cogliere, tutta da coltivare, appena iniziata, un micro segnale di fastidio di certi comportamenti, di tracciamento, di orientamento, di violazione anche della privacy, cioè di pesantezza rispetto al cosa ti devo concedere in termini di privacy per farmi servire, che è proprio del mondo digitale. Quindi quei fenomeni negativi del digitale o percepiti come tali, più questi elementi del provare legati alle possibilità dell'innovazione, perché nel momento in cui io entro in un negozio dove c'è uno specchio che diventa non soltanto la vecchia superficie specchio in cui mi posso specchiare, ma diventa uno strumento in cui con cui posso interagire attraverso il mio cellulare, per cui mi può per esempio far vedere il vestito che sto indossando, che supponiamo sia un giallo, me lo può far vedere anche in rosso e in verde, supponiamo, attraverso una strumentazione digitale che oggi ha la portata di un certo tipo di ragionamento, di investimento, naturalmente anche
assolutamente culturale, perché ci vuole questa dinamica, questa alimentazione. Ecco, è lì che si può lavorare su un nuovo spazio, sul coltivare un rinnovamento della relazione col cliente. Ecco, questo è molto importante, la relazione col cliente. Chiedo a lei, ma a questo punto anche tanta competenza, perché magari il cliente, io sto pensando anche a chi ci sono i personaggi, certi personaggi che condizionano le mode, perché si vestono in un certo modo, eccetera, sono tra l'altro iper sponsorizzati, però dettano le regole di come si possono condizionare poi i giovani, cosa vorranno scegliere, o anche non i giovani, influencer, insomma, questi influencer, che quando sono in carne e ossa, in un negozio, in una catena che riesce ad accaparrarseli, non parlo del negozio singolo, ma di un certo tipo, a Milano per esempio, cioè ci sono code spaventose, qualsiasi cosa tocchino diventa oggetto del desiderio irrinunciabile. Quindi creare delle figure ipercompetenti all'interno di questi punti vendita che godono la mia stima, la mia fiducia condivisa e che mi possono consigliare, cosa che il web a livello stretto non può fare. Esatto, infatti una chiave di volta proprio per i negozi tradizionali, per i negozi del centro storico, è proprio la rivoluzione nel personale, non cambiarlo ma formarlo. Noi diamo tanto... Farlo crescere notevolmente, insomma, Bisogna farlo crescere, abbiamo anche dei fondi gratuiti per la formazione, solo che poi fino a poco tempo fa l'imprenditore dedicava il tempo ai corsi come una perdita di tempo. Sì. E ancora c'è questa mentalità. C'è una brutta mentalità, invece anch'io stesso che ho punti vendita e formo costantemente il mio personale, vedo la differenza. Perché si fa parte di una catena, si cerca di stabilire un rapporto diverso con il dipendente e dare anche delle competenze, delle alte competenze ai clienti che possono trasferirle ai clienti. Il cliente quando trova, quante volte siamo andati dentro un negozio che abbiamo visto una commessa che non era preparata e siamo andati via? Ah sì, tantissimo. E quindi, ed è una vendita persa, quindi la formazione è la base di qualsiasi rivoluzione digitale. Quando c'è il rapporto con la persona, il rapporto è vincente. Poi il contorno del digitale ci sta e deve esserci, però se noi non formiamo il nostro personale di vendita all'interno facciamo poca strada. Forse è meglio chiudere, perché se uno non cambia, e noi lo diciamo spesso, è una cosa brutta, e lo diciamo anche spesso col Presidente, che se non cambi, chiudi. Questo bisogna essere molto chiari. Torniamo su questi argomenti, poi di marketing bisogna necessariamente parlare perché il marketing supporta poi la vendita e quanto può condizionare anche il prezzo effettivamente nell'allettare o meno, e la competizione sul web qua incomincia ad essere un po' più duretta. Tra poco.